Non si può chiudere ACC, un'azienda che ha lavoro, che ha incrementato fatturato, vendite e produzione. Il messaggio univoco uscito dal Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale riunito oggi d'urgenza è un grido d'aiuto, l'ennesimo, per non buttare le ortiche, lo sforzo collettivo di chi ci ha messo la faccia e l'impegno per salvare l'azienda dal collasso finanziario e la dismissione industriale che incombe fra poche settimane. Da mesi, da settembre, non paghiamo i contributi previdenziali, non paghiamo le consulenze, non paghiamo i canoni di affitto, paghiamo sostanzialmente solo e soltanto la materia prima indispensabile alla continuità dell'attività produttiva. Per uscire dal guado servono urgentemente 15 milioni, 8 entro il 31 maggio e 7 entro il 31 agosto, e poi il sostegno al progetto Italcomp, nella cui compagine azionaria siedano aziende fornitrici del territorio, anche piccole e medie, assieme a Invitalia e alle regioni Veneto e Piemonte. Un appello al tempo nei confronti del governo e dell'intero Parlamento, perché approvando l'articolo 37 intanto il governo anticipi quella che è una valutazione positiva a un piano industriale di un'azienda ACC che è sua, che è in amministrazione straordinaria. Abbiamo bisogno che il Ministero possa anticipare quella liquidità. L'altro appello ancora più forte è rivolto alle banche e al credito, perché credano al progetto industriale talmente buono da far gola a Nidec, principale player del settore. Noi non abbiamo bisogno di interessi, abbiamo bisogno di moneta, di finanza. Quindi se queste persone hanno veramente intenzione di fare quello che stanno dicendo, basta che alzino il cornetta del telefono al commissario Castro e si mettono d'accordo. Il documento unitario esce dopo 6 giorni di silenzio del vertice con il Mise. Un documento condiviso che riporti l'attenzione sul tema e che sia cogente per il Ministero e che rafforzi le posizioni del territorio rispetto alla partita. Qui c'è una tensione sociale che sta salendo giorno dopo giorno, sia per lo stabilimento ACC Wambau sia per lo stabilimento di Del Standard. Almeno per l'ACC Wambau, dove ci possono essere delle soluzioni concrete, la politica a livello nazionale deve assolutamente fare un passo in avanti. Tra le azioni individuate anche la costituzione di un tavolo con Electrolux, principale cliente di ACC, per individuare e attivare forme di cooperazione industriale rafforzate e strutturali.